È andato alla Pro Favara il derby con l'Unitas Sciacca, valevole per la 15ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. I gialloblu di mister Gaetano Catalano hanno vinto di misura contro la coreacea formazione della Città delle Terme con una rete del difensore Noto, una vittoria che non cambia la classifica, avendo la capolista Nissa vinto la sua gara con il Mazzara, mantenendo quindi i 6 punti di vantaggio. Per la Pro Favara ha fatto il suo debutto il portiere Tommaso Scuffia, che si è fatto subito apprezzare per alcuni determinanti interventi, su tutti la grande parata sulla conclusione del sempre presente Concialdi. Debutto casalingo anche per lo svedese Adin Bukva, inserito in rosa dopo la partenza di Cannavò e Garufo. È stata una gara che la Pro Favara ha giocato a viso aperto, peccando un po' troppo nelle conclusioni, non riuscendo a concretizzare diverse occasioni gol, subendo anche il gioco in attacco dello Sciacca che in diverse occasioni si è reso pericoloso. È comunque una Pro Favara che deve ancora migliorare e che necessita sicuramente ancora di qualche innesto, rinforzi che potrebbero arrivare subito dopo la pausa natalizia per dare nuovo slancio alla squadra, per non rischiare di distanziarsi ancora di più dalla Nissa, saldamente in testa della classifica fin dalla prima gara del campionato. Ma sentiamo i protagonisti dell'incontro. Sì, è vero, sapevamo che era una partita difficile. Lo Sciacca, oltre ad avere un organico importante, in settimana ha cambiato anche allenatore e quindi sicuramente avevano stimoli importanti, perché quando cambia allenatore si cerca sempre di mettersi in mostra, e credo che oggi lo Sciacca ha fatto la sua onesta partita. D'altra parte credo che noi abbiamo fatto una partita importante, perché credo che subito abbiamo avuto 2 o 3 situazioni importanti dove potevamo sbloccare la partita, non l'abbiamo fatto. Abbiamo rischiato in qualche ripartenza di subire anche il gol, però devo dire che i ragazzi sono stati abbastanza bravi, attenti, fino a che abbiamo tanto insistito, fino a che siamo riusciti a sbloccare la partita, e poi da lì credo che l'abbiamo gestita abbastanza bene, perché nella seconda parte della gara abbiamo rischiato quasi poco e niente. Quello che dobbiamo migliorare sicuramente in qualche ripartenza che abbiamo avuto, dove si poteva anche fare il 2-0 e non l'abbiamo fatto. I nuovi innesti già subito in squadra, il portiere, la sua prima per la Pro Favara, mentre Bukva già è al suo secondo impegno. Sì, il portiere credo che non ha bisogno di presentazione, è un portiere importante, un portiere che sta dando già dal primo impatto tranquillità, serenità ai ragazzi, lo dimostra anche in campo. Per quanto riguarda Adim, la seconda presenza che fa con noi, ancora magari si deve integrare con il gruppo, con il lavoro che andiamo a fare, però credo che sia domenica a Casteldaccia che oggi ha fatto anche un'ottima prestazione. È un organico che può e deve essere migliorato? Stiamo cercando con la società, col direttore, di trovare quell'elemento giusto che ci serve ancora per completare la rosa, e da qui in avanti poi resteremo sempre questi, perché secondo me questo è un organico importante, l'abbiamo dimostrato fino adesso e lo continueremo a fare fino alla fine, perché ne sono convinto. È troppo il gap con la Nissa? Ma sono 16 partite, tutto è possibile. Io quello che ho detto ai ragazzi fino a stamattina è: dobbiamo cercare di vincere più partite possibile, poi alla fine tireremo le somme. Mister Calfano, l'Unitas Sciacca ci ha creduto fino in fondo, ha lottato alla pari. Forse se dovessimo andare a un risultato del pugilato, magari ai punti, la Pro Favara ha meritato di vincere o no? Ma chi vince, chi fa gol vince, quindi sicuramente loro l'hanno fatto, anche se avrei molto da dire. Andatelo a vedere il gol, poi vedete se era fuori gioco o no, un fuorigioco nettissimo. Ma a parte questo, credo che io devo fare complimenti alla squadra, ai ragazzi, perché incontrare una grossa squadra del genere e tu stare in partita fino alla fine, te la sei giocata alla pari. Primo tempo bellissimo da tutte e due le parti. Noi abbiamo rischiato 2 o 3 volte per passaggi in uscita, abbiamo preso dei contropiedi dove loro potevano far gol, ma poi abbiamo fatto 20 minuti dove abbiamo avuto 2 o 3 palle gol anche noi. Poi abbiamo preso un gol su un calcio da fermo, palla rimessa dentro, un tiro sbagliato, fuori gioco nettissimo. Detto questo, secondo tempo la partita si era messa sicuramente meglio per loro, come volevano loro, perché con quei 3 lì davanti, con Lucarelli, Figarotta e La Piana,
in contropiede era facile, invece la squadra è stata ordinatissima, è stata in partita fino alla fine, non abbiamo mai fatto tirare in porta, abbiamo creato i presupposti per il pari e il ragazzino ha avuto una palla Graci che l'ha svirgolata dalla retta piccola. Credo che i ragazzi, io credo che meritavano sicuramente il pareggio, però come ho detto prima, complimenti al Favara, ma stiamo parlando di una squadra costruita per il vertice, quindi devo fare solo complimenti ai ragazzi. Qual è invece il campionato dell'Unitas Sciacca? Ma il campionato è quello di intanto fare l'ultimo sforzo domenica, perché i ragazzi giustamente cambiare 3 allenatori in 4 mesi significa che c'è qualcosa che non va. Da gennaio sicuramente inizierà il nostro campionato, il nostro programma è quello di fare il meglio possibile, cercare di arrivare più in alto possibile. Il nuovo portiere della Pro Favara, Scuffia, subito si è fatto apprezzare per le sue giocate. Una bella partita contro l'Unitas Sciacca. Sì, una bella partita contro un'ottima formazione, avevano dei buoni giocatori per la categoria. Abbiamo cercato a tutti i costi di portare a casa la vittoria, perché comunque ci serviva per poter rimanere nella scia della Nissa, e ci siamo riusciti. Com'è stato il tuo arrivo a Favara? No, mi sono trovato subito bene, i compagni mi hanno fatto trovare subito a mio agio, sono contento di essere qui, è la mia prima volta in eccellenza, però onoreremo la maglia fino all'ultima partita. Pro Favara, secondo posto in classifica, la Nissa per il momento un po' più in alto, ma come diceva il mister ci sono ancora diverse partite. Sì, come diceva poco fa il mister, ci sono ancora 16 partite, c'è ancora lo scontro diretto, anche se giocheremo da loro, però non si può mai sapere, un loro passo falso, una nostra vittoria, ci ritroviamo magari lo scontro diretto a -3 e possiamo giocarcela fino all'ultimo. Noto l'uomo gol per la Pro Favara, una bella soddisfazione. Sì, sicuramente una grossa soddisfazione personale, ma soprattutto per la vittoria che abbiamo ottenuto, è una vittoria fondamentale per il proseguo del cammino. Una partita forse un po' più difficile del previsto? No, lo sapevamo che lo Sciacca è una squadra importante, una squadra organizzata con delle ottime individualità, ce l'aspettavamo così, è stata una partita sofferta, però l'importante è aver raggiunto il risultato. Ogni tanto si è visto anche qualche colpo duro. Eh sì, ormai tutte le partite sono tutte partite maschie, non c'è da meravigliarsi, il campionato è questo e ci dobbiamo fare trovare sempre pronti. 9 innesti applauditi dal pubblico, va bene così? No. Ci vuole qualcos'altro? Assolutamente sì, stiamo lavorando per migliorare ancora qualcosa, anche se migliorare questa squadra non è facile, anche perché è una squadra molto di qualità, quindi per migliorare bisogna trovare qualcuno che sia, diciamo, non possiamo ragionare solo per prendere un giocatore, dobbiamo ragionare per prendere un giocatore importante e ci stiamo lavorando. Il centrocampista è un altro attaccante che ci serve sempre di un certo spessore. L'appoggio della società naturalmente non manca. Assolutamente no, abbiamo dimostrato con Scuffia, facendo arrivare Adimi, che comunque è un ragazzo che è appena arrivato, quindi bisogna dargli un po' di tempo, è un ragazzo che non ha mai giocato in eccellenza, ha fatto sempre Serie D negli ultimi 4 anni, probabilmente soffre un po' la tensione perché è la prima volta che viene diciamo in Sicilia e quindi non è abituato a questi tipi di partite. Diamogli tempo perché è un buon giocatore, chiaramente abbiamo necessità di mettere dentro qualche altro attaccante.